siamo. È un video improvvisatissimo, questo è un video spesa veramente super. Allora, questo video spesa lo vedrete ovviamente dopo il video della tinta, e questo è il colore della tinta. È venuto un biondo cenere abbastanza chiaro al sole, c'è ancora il rosa sotto, non so cosa dirvi, so solo che la ricomprerò uguale per vedere se si schiariranno ancora un po', perché mi piacciono particolarmente e sono oltretutto molto morbidi, quindi approvatissima quella tinta che avete visto, ma che avete visto anche il video, insomma. Ho, oddio, 3 scontrini. Allora aspettate, al Prix vi faccio vedere Prix e Lidl, e poi vi faccio vedere, faccio un altro video con la spesa A&O, perché sono stata di nuovo lì e ho utilizzato tutti i buoni che avevo, e per un totale di più di 70 euro di buoni ho usato, perché lì si possono usare tutti, lì si possono utilizzare i buoni anche per cose non alimentari, quindi se vedi un paio di pantaloni che là non hanno vestiti chissà che, se vedi delle mutande che ti piacciono, per dire, o vedi che so, roba di cancelleria che ti serve, puoi pagare anche quella con i buoni. L'abbiamo appena scoperto praticamente, e allora quella spesa ve la faccio a parte. Salve. È un video improvvisato, devo fare veloce. Veloce è una parola grossa, ma insomma, allora non so neanche da dove iniziare, perché devo cercare la roba. Questa non è quella, aspettate. Allora, Prix scontrino è questo. Dunque, appunto, pesto. C'è il gatto che è al bagno, io non so cosa farci, devo farlo adesso il video. Pesto alla genovese senza aglio, questo qui era nel banco frigo. Poi ho preso questa, Milka con Oreo. Il salmone per fare la pasta, e poi ho preso i cornetti, questi vanno in congelatore e si tirano fuori la sera prima per il giorno dopo, quindi ecco, ho preso questi qua. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buono. E questo è il Prix. Aspettate che mi organizzo. E questo lo possiamo eliminare. Lidl. Lidl la vedo complicata, Allora, scontrino Lidl, mi sono organizzata. Eccolo qua. Oddio, mi è partito. Si vede? Spero di sì. 22,25 €. Allora, ho preso le salviettine. Credo di aver preso tutto. Oh, no, manca ancora qualcosa. Allora, salviettine per gli occhiali, consigliatissime, io le uso anche per pulire il telefono. Poi c'erano questi per Pasqua. Io ho già staccato, ne ho mangiato uno per assaggiare, ma non mi piace tanto. Ho cioccolato al latte con cioccolato bianco all'interno. C'erano diverse versioni. 4 barattoli di latte senza lattosio. Poi il Pellini caffè, perché questo era in offerta al Lidl. Poi però quando ero alla cassa della A&O ho visto che c'era anche lì un'offerta, però non ho la vista così aguzza, e aguzza si dice? Aguzza, sì, e quindi non so quanto costasse lì, però ho visto che c'era l'offerta anche alla A&O del Pellini. Vabbè, mi pare aguzza, si dice aguzza? No. Vabbè, insomma, non ho la vista così supersonica, ecco. Poi ho preso questi che sono i sacchi delle immondizie, quelli per il secco, rifiuto come si chiama? Indifferenziato. Rifiuto indifferenziato. Ho il suggeritore perché io non ho la testa in crisi e quindi non mi vengono neanche le parole. Poi purè Fanny, questo qui lo prendo sempre perché non è malaccio come il purè finto. Ovviamente non è come il purè fatto in casa, che io non ho mai fatto, insomma. Poi ci sono i tovaglioli, ho presi rosa e gialli, era un po' che eravamo senza lì. Le brioche, le solite. Le banane, e tra l'altro dobbiamo ancora mangiare le altre, però le ho prese anche al Lidl, perché non credo di andare a fare spesa a breve di nuovo, quindi
Le patate duchessa, non so dove metterle, mettiamo qua. Questo ho fatto la condensa, ma purtroppo, anche se cioè non era caldissimo di fuori, però ho fatto condensa, petto di tacchino al forno che era scontato. E poi ultima cosa, credo, dubbio dei dubbi, non so, penso sia l'ultima cosa del Lidl, piadine, queste qui con lo strutto, non quelle con l'olio, sono più buone queste secondo me, a me l'olio non piace, c'è il gusto proprio. E vi dico sempre, io compro solo queste. E credo di avere finito col video Prix barra Lidl. Adesso devo mettere, no, devo farvi l'altro. Quindi vi ringrazio per essere stati qua. Mi dispiace, ma devo andare di corsa, non posso chiacchierare come al solito. E ci vediamo in un prossimo video. Lasciate il like, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, fate quello che volete e ci vediamo la prossima volta. Ciao!